Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e oggi facciamo un salto nel passato, in particolare nel 1972. Ti dice qualcosa questa data? Eh sì, c'era il match Fischer-Spassky per contendersi il titolo di campione del mondo di scacchi. Siamo in gara 6, la partita più famosa probabilmente dell'intero match. Addirittura è stato anche dato un soprannome a questa partita, chiamata partita degli applausi, proprio perché Spassky, che era un uomo assolutamente orgoglioso, dopo aver perso questa partita si alzò in piedi e fece gli applausi al suo avversario, ovvero al grande Bobby Fischer. E adesso andiamo a vedere insieme questa partita commentandola per cercare di capire perché questa partita è stata così geniale. Innanzitutto Fischer col bianco gioca C4. E già qui è interessante perché Fischer non era solito aprire con C4 e quindi immaginatevi voi di essere Spassky, di sapere di avere un avversario fortissimo contro e quindi avete studiato per giorni, per mesi e settimane le aperture cercando di capire lo stile di gioco del vostro avversario e il vostro avversario apre con un'apertura che non utilizza mai. Quindi questa è l'ennesima riprova di quanto gli scacchi siano un gioco assolutamente psicologico. E6, cavallo C3, D5, D4, cavallo F6, cavallo F3, tutte mosse di routine, alfiere 7, alfiere G5 e ora arrocco. E3 con ora il nero ha un problema che ha l'alfiere C8, che è l'alfiere campochiaro che non sa bene dove svilupparsi, molto probabilmente andrà a svilupparsi in fianchetto su B7. Adesso il nero però ha altre possibilità, appunto può giocare B6 come abbiamo visto, può giocare anche C6 creando questo cuneo molto importante, in questo caso l'obiettivo è quello poi di togliere fuori l'alfiero e di mettere in G4, preparare la spinta E5 oppure prima catturare e poi fare la spinta. Insomma, questi sono i piani di questo tipo di struttura di pedoni, mentre appunto c'è B6 che è l'altra possibile spinta, ma qui Spassky non giocò nessuna di queste due mosse, ma giocò H6. H6 per scacciare quell'alfiere e crearsi una via di fuga nel futuro quando si minacciano i matti in ottava, quando tutti e tre i pedoni dell'arrocco sono davanti al re, quindi è una mossa che insomma fa bene. Diciamo che una spinta del pedone dell'arrocco va bene, due spinte sono assolutamente una debolezza, un indebolimento. L'alfiere si ritira in H4, B6, finalmente si capisce dove piazzare questo alfiere, andrà appunto in fianchetto in B7 e il pedone B6 va anche a sorreggere la spinta del pedone da C7 a C5. Cambio di pedoni centrali e adesso se tu fossi il nero con cosa cattureresti? Di cavallo o di pedone? Assolutamente di cavallo, perché la spinta di pedone non va a fare altro che creare essenzialmente un muro da solo sul proprio alfiere. Quindi la cattura corretta è quella di cavallo. Ora segue un po' di alleggerimento, alfiere per alfiere, donna per alfiere, cavallo, pedone e alla fine comunque Bobby Fischer è riuscito a far mettere questo pedone al suo avversario. Ora probabilmente appunto Spassky svilupperà il suo alfiere o in B7 o in E6, molto più probabile vista la struttura pedonale. Fischer svilupperà l'alfiere a campo chiaro in E2 in D3 e seguirà l'arrocco corto, molto probabilmente vedendo così come sta andando la partita. Lo scopo comunque di Spassky è giocare C5. Immaginati insieme a me questa successione. C5, cambio del pedone, il nero, che è Spassky, si ritroverà a giocare col pedone D5 e pedone C5, che si chiamano i due pedoni sospesi. Spassky era forse il miglior giocatore al mondo in grado di giocare con i pedoni sospesi, quindi ricercava anche questa situazione. Ognuno poi ha i suoi punti forti, no? C'è chi è più bravo nella tattica, c'è chi è più bravo nel gioco posizionale. Spassky era il genio dei pedoni sospesi. Fischer, prima di sviluppare il proprio alfiere, così come verrebbe probabilmente ovvio fare a qualsiasi giocatore, gioca la mossa torre C1 per combattere contro la spinta C5 che va a creare appunto
quei famosi pedoni sospesi. Alfiere E6 per andare a creare una sorta di continuità. In questo caso diciamo che l'alfiere non è collocato nella posizione migliore, ma funge da pedone, no? Perché alla fine è questa la funzione che ha in questa situazione. Però comunque ci sta. Donna in A4, anche qui mossa assolutamente interessante. Il re bianco lo vedi ancora al centro. C5, ecco che è avvenuta la spinta. E adesso capirai il perché è stato giocato donna 4. Ta 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 ta, donna 3. Si gioca, si inizia a giocare contro questi pedoni sospesi, in particolare contro il pedone C5. Il pedone non può catturare poiché c'è l'inchiodatura della donna e quindi adesso si inizia a giocare contro questi pedoni. Torre C8 e adesso bisogna sviluppare questo alfiere. Dove lo metteresti? In E2? Lo metteresti in D3? Lo metteresti in C4? Non si può, lo metteresti in B5? Quale mossa sceglieresti? Bobby Fischer decide di sviluppare il proprio alfiere in B5. È una mossa molto avventurosa, andavano bene sicuramente anche le altre. Qual è lo scopo di questa mossa? Devi sapere che quando si gioca con dei pedoni sospesi, ora finché c'è il pedone B6 questi non sono dei pedoni sospesi veri e propri, però questi pedoni possono essere fortissimi o delle debolezze, un po' come il pedone isolato. Quando questi pedoni riescono a essere spinti tanto, una roba di questo tipo, rischiano di diventare delle debolezze perché possono essere facilmente attaccabili dai pezzi dell'avversario. Quindi alfiere B5 ha un po' lo scopo di cercare di far venire i pedoni verso di te e infatti adesso Spassky gioca a 6, quindi tutto secondo i piani. Ora vedremo che questa mossa appunto porterà in vantaggio Bobby Fischer. Qui c'era una mossa più forte, adesso ti faccio fare due risate. Donna B7. C'era questa mossa che era molto molto forte. Chiesero alla fine della partita a Spassky se aveva visto questa continuazione. Lui disse: Sì, sì, l'avevo vista, ma non volevo giocarla in partita. In realtà, io non credo che lui l'abbia vista, altrimenti l'avrebbe giocata perché avrebbe portato a una situazione molto buona per il nero. Per esempio, a seguito dell'arrocco, la partita era assolutamente giocabile. Oppure l'altra possibilità è che ora il bianco catturasse il pedone, cattura di pedone, adesso c'è l'alfiere sotto. Torre per pedone, donna per torre, cavallo a 6 minacciando la donna, cambio, cambio e questa situazione è assolutamente favorevole per il nero che impedisce l'arrocco al bianco, in più torre C8, insomma veramente, veramente un casino. Ma non è stato giocato a donna B7, ma è stato giocato a 6. Andiamo avanti da questo punto. D per C5, B per C5. Eccoli i due pedoni sospesi che si sono venuti a creare. Questi due pezzi sono ancora intrappolati alle loro case di partenza. E adesso semplicemente arrocco corto. Non c'è nessuna fretta di spostare quell'alfiere da lì, poiché questo pedone è inchiodato, poiché dietro c'è la torre, no? Quindi non si può permettere di catturare l'alfiere. Segue torre a 7 per togliere la torre dall'infilata e quindi ora si può sì catturare l'alfiere, perciò bisogna correre ai ripari, alfiere in E2. Bene, ora tocca al nero. Qual è il pezzo che ancora non ha mosso dall'inizio della partita? Oh certo, il cavallo, quindi cavallo di 7. C'è anche quest'altra possibilità, C4, che però sembra buona, sicuramente chiude la via all'alfiere, però lascia questo grandissimo buco per il cavallo che diventerà veramente, veramente fortissimo. In più, come dicevamo prima, far avanzare i pedoni troppo avanti a volte diventa un rischio eccessivo. Cavallo di 7 è stata la mossa e ora cavallo di 4. Ancora una volta Fischer gioca sulle inchiodature, questo pedone non può catturare il cavallo perché c'è dietro la donna, donna F8 per togliersi dall'inchiodatura e adesso il cavallo decide di cambiarsi per l'alfiere. Ora abbiamo questi tre pedoni centrali che saranno
preda di bullismo da parte di Fischer, che si divertirà a smontarli. Come partiresti con lo smontarli? Giocheresti, non so, alfiere G4? Giocheresti alfiere F3? Giocheresti torre in E, va in D1? Come ti divertiresti adesso? Qui Fischer trova la continuazione migliore, ovviamente. E4. Chiaramente ora se il nero cattura questo pedone, tutta la struttura pedonale va a farsi benedire. E a seguito della spinta, ed è quello che succede nella partita, ta 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 ta, ancora una volta Fischer riesce ad ottenere quello che vuole, cioè far venire i pedoni dell'avversario verso di noi. Quindi si è creato quella casa bellissima per l'alfiere C4, che tra l'altro da C4 si va a prendere questa bellissima diagonale, pedone inchiodato, debole, e bisogna fare molta attenzione. Adesso prima di mettere alfiere C4, Fischer gioca F4 per prevenire, anche se non si poteva ancora giocare, spinte di E5 di consolidamento. Donna in E7, sempre per cercare di fare quella spinta, E5. Vedi come si sta giocando tutto su questa spinta. Spassky vuole giocare questa spinta, Fischer gioca E5, dispone tra l'altro i pedoni sul nero e avendo l'alfiere campo chiaro è una delle cose più belle che si possa fare. Torre B8 e ora cosa giocheresti? Semplicemente alfiere C4. Alfiere C4, ora anche se il nero cercherà magari di raddoppiare le torri su colonna B, in futuro, dopo B3, questo alfiere è potentissimo e non si può fare nulla. Ok, è il turno del nero che gioca re in H8 per togliersi dall'inchiodatura. L'altra possibilità era cavallo B6. A seguito di questa mossa però c'era questo tatticismo. Donna per C5, donna per C5 e qui si guadagna assolutamente materiale e si va in vantaggio. Quindi bisognava giocare re in H8. Segue ora donna H3. Qual è lo scopo di donna H3? Certamente quello di creare doppia pressione su questo pedone debole, sia da parte dell'alfiere che da parte della donna. Cavallo F8, qui l'altra possibilità, torre per B2, alfiere per E6, non era molto chiara come continuazione e probabilmente avrebbe favorito il bianco. Cavallo F8, B3 e come abbiamo detto qui l'ala di donna del nero è stata praticamente murata viva. Ora Spassky gioca a 5 cercando di creare qualche, cercare di appunto rompere un po' la struttura pedonale. Qui anziché giocare a 4, che comunque è una mossa buona e anche consigliata dal motore scacchistico, qui Fischer gioca F5, cioè non aspetta queste mosse così diciamo passive, ma va subito all'attacco con F5. Pedone per F5, torre per F5. E adesso si creano già tatticismi come torre in F7. Cavallo in H7 e ora raddoppio di torri. Perché non si poteva giocare il giochettino di torre in F7? Poiché c'era cavallo G5. Torniamo a noi. Il raddoppio di torri è stata la mossa che è stata giocata. Adesso donna D8, donna G3. Qui Fischer sta organizzandosi per portare un attacco e anche un eventuale matto. Torre in E7 per fermare l'avanzata del pedone. H4 per prevenire che quel cavallo fastidioso si insinuasse in G5. Torre in B va in B7, le torri si uniscono per controllare la settima traversa. E6. E6 creano un supporto delle torri su F7 e permettono anche alla donna di entrare in E5 e prendersi così anche la fortissima diagonale di questo tipo. Torre in B va in C7, donna in E5 e qui la situazione del bianco è assolutamente vantaggiosa. Donna in E8, A4, fermiamo qualsiasi possibile controgioco dell'avversario, donna D8 e adesso torre in 1 va in F2. Qui siamo entrati in un punto della partita dove
il bianco è estremamente dominante, lo si vede lontano un miglio e il nero è estremamente passivo. Ancora una volta entra in gioco la psicologia negli scacchi. Chiaramente queste cose vanno bene ad un certo livello, ragazzi. Per noi comuni mortali questi ragionamenti probabilmente non funzionano, anzi, se noi ci mettiamo a perdere tempi perdiamo magari tutto il vantaggio, ma a quei livelli queste cose funzionano molto molto bene. Gli scacchi si giocano anche ad un livello molto più profondo che è quello più psicologico. Qualcuno l'altro giorno mi ha chiesto: ma Christian, che cosa mi consigli di alimentarmi per giocare meglio a scacchi? Sì, assolutamente l'alimentazione è una cosa importantissima, però ai nostri livelli probabilmente ti cambierà lo 0,0002%. Quelle sono cose da affinare, no? Ok, andiamo avanti, quindi donna di 8, perdite di tempo, giusto per non avere fretta, tanto siamo assolutamente dominanti. Ancora un altro spostamento di torre, donna in D8, alfiere di 3. Ora sì, che si creano minacce, si mette l'alfiere sulla diagonale B1 H7 con l'idea di mettere anche la donna in E4 e dare matto in H7. Donna in E8, donna in E4, eccolo qui il matto che sta arrivando, cavallo in F6 e adesso ovviamente ci vuole un tatticismo per forza. Torre per F6, G per F6, torre per F6 e adesso ci sono un bel po' di attacchi. Si attacca qua, bisogna assolutamente difendersi, assolutamente. Il nero sceglie per re G8, ovviamente non va bene torre in H7 perché riesci a vedere qual è il problema? C'è donna F4 con minaccia di questa torre e si minaccia anche di entrare in F8. Insomma, è bruttina, è bruttina. Quindi torniamo a noi, è stato giocato re in G8, alfiere C4 per supportare l'entrata di torre in F7, il re si sposta e ancora una volta c'è la mossa donna F4 con tanti attacchi su F8 e anche H6. Beh, che dire, quando sei in presenza di un genio non ci vogliono tante parole. Fischer era assolutamente, è stato uno dei migliori giocatori che la storia degli scacchi abbia mai potuto regalarci. Bene, spero che anche questo video ti sia piaciuto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Come al solito ti invito a condividere il video, mettere like, lasciare un commento e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao!